una 3 giorni dedicata alle tematiche della donna, considerando anche quello che è successo qualche giorno fa a Vigonovo. Ecco, questo è il vostro impegno anche per il contributo da dare al dibattito. Certamente, al di là del fatto che è consuetudine del Liceo Leonardo celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, è chiaro che ciò che è successo sabato, il delitto e la povera Giulia, ha creato una fortissima onda emotiva che ci porta oggi a vedere questo tema e ad esaminarlo sotto una prospettiva più carica di emotività, laddove dovesse servire. Sicuramente è un tema molto importante per il quale i giovani vanno sensibilizzati, e ritengo che la sensibilizzazione primaria che la scuola possa fare è quella di affermare in tutti i modi la cultura, il valore della cultura, perché cultura è educazione, cultura è istruzione, cultura è confronto, cultura è conoscenza e informazione. Allora io ritengo che laddove le ragazze e i ragazzi siano opportunamente informati costantemente, perché le parole non bastano mai. Qualcuno sostiene che quando le parole sono tante perdono la loro forza. Io al contrario ritengo che non sia mai abbastanza parlare ai ragazzi e ascoltarli e cercare di sostenerli nei momenti in cui proprio tante ragazze purtroppo vivono situazioni come quella che ha vissuto Giulia e non riescono a confidarsi all'esterno. Ecco, noi scuola e educatori siamo presenti in questo senso, unitamente alla famiglia, e cerchiamo di acquisire la fiducia dei nostri ragazzi, proprio perché per dare loro il massimo sostegno possibile in questi casi. Su questa ipotesi del Ministro, ma anche di tante forze politiche, di introdurre determinate materie, tra cui le lezioni di educazione sessuale, di buon comportamento, ecco il parere suo. Guardi, per fortuna già da molti anni nella scuola c'è l'autonomia, e questa autonomia consente ad ogni istituzione scolastica di progettare la propria offerta formativa secondo quella che è la vision e la mission della scuola. Nel nostro caso noi già abbiamo dedicato una parte del curricolo di educazione civica all'educazione, all'affettività e alla sessualità. Lo avevamo già fatto, in questi giorni infatti dei psicologi stanno entrando nelle nostre classi proprio per affrontare questi temi che noi abbiamo sin da sempre ritenuto particolarmente importanti. Attenderemo anche le linee guida del Ministro per capire, per quantomeno approfondire un lavoro che in realtà noi stiamo già facendo. Anche la Polizia di Stato oggi contribuisce a questo dibattito, questa 3 giorni organizzata al Liceo Leonardo sulla violenza alle donne, in vista anche di quello che sarà il 25 novembre, ma anche considerando quello che sta succedendo in particolare a Vigonovo. Inoltre, il vostro attivo contributo qual è? Quale messaggio voi mandate a questi studenti di oggi? La vicinanza, l'istituzione, la Polizia di Stato è sempre al fianco degli studenti. Siamo qui per formare, poi siamo nella sede della cultura, la scuola serve proprio a questo. E la professoressa qua, Pilato, sostanzialmente ci ha rivolto a questo invito, a cui noi non potevamo fare altro che accettare. Qui è il luogo della sapienza, dove i giovani studiano ogni giorno, ed è giusto che il seme della legalità venga portato avanti, venga appunto seminato per raccogliere poi i frutti, perché è questo il momento adatto. Le tragedie che viviamo negli ultimi giorni sappiamo che ci insegnano che i giovani vanno seguiti, vanno realmente ogni giorno quotidianamente si deve stare al loro fianco sostanzialmente. Ecco, noi siamo qua per questo oggi, per rappresentare gli strumenti preventivi che abbiamo a nostra disposizione, ma soprattutto l'ascolto che tutti gli operatori di polizia possono donare a questi giovani di oggi. La FIDAPA è impegnata anche in questa iniziativa qui al Liceo Leonardo sulle problematiche della donna, in vista anche del 25 novembre e di quello che è successo giorni fa a Vigonovo. Sì, la FIDAPA è sempre in campo. Il nostro motto è Unite per unire. Noi dobbiamo essere unite per combattere la violenza di genere, tutti i generi di violenza. Oggi parleremo di stupro, si è parlato nei giorni scorsi di femminicidio. Non bisognerebbe aspettare un giorno, il 25 di novembre, per parlare di lotta contro la violenza.
bisognerebbe parlare ogni giorno, perché ogni giorno è buono per fare un'azione contro la violenza verso le donne. Antonella Gallo Carrabba, presente a questa iniziativa. Ecco il vostro contributo con il telefono aiuto, voi raccogliete giornalmente le istanze, le lamentele di tante donne. Ecco, ci racconti un po' di questa esperienza, qual è la situazione ad Agrigento? C'è un aumento, una diminuzione? Aumenta l'omertà o c'è una propensione alla denuncia? Allora, innanzitutto questa mattina siamo qui con i ragazzi ed è fondamentale parlare di violenza sulle donne, parlare di disagio familiare proprio con i ragazzi che sono lo specchio della famiglia. Telefono Aiuto raccoglie sempre le istanze di chi presenta questi problemi, ma soprattutto ha il problema di non poterlo raccontare perché ha paura, perché teme il giudizio degli altri, perché teme di non essere creduto. Allora con queste iniziative di questa settimana vogliamo lanciare un messaggio che è quello di non avere paura di parlare con la famiglia, con i professori, ma con anche le istituzioni, le forze dell'ordine e i centri come il nostro, il Telefono Aiuto, che sono sul territorio proprio per dare ai ragazzi, dare alle famiglie, alle donne, ma anche agli uomini, quelle notizie, quelle informazioni sui comportamenti più corretti per un vivere e un benessere della famiglia. Sono qui come avvocato, come donna, come ragazza, come ex liceale, per portare non soltanto la mia esperienza, l'esperienza frutto di anni di studio, in quanto appunto sono laureata in giurisprudenza, ho fatto un percorso di studio che mi ha portato alla redazione della tesi in America, attenzionando soprattutto il reato di stupro. Oggi sono qui appunto per dettagliare quello che è la violenza sessuale di gruppo, finalizzata a dare più possibile informazioni a ragazze e a ragazzi per delimitare quello che è la linea di un rapporto sano tra uomo e donna, tra persone dello stesso genere, piuttosto che un rapporto malato che sfocia nella violenza, e non per forza deve essere intesa come una violenza fisica, come uno stupro, ma qualsiasi atteggiamento volto a limitare il diritto di autodeterminazione della donna e dell'uomo, tale per cui è rilevante per il nostro ordinamento affinché venga punito qualsiasi tipologia di condotta che possa portare al limite della libertà di autodeterminazione.